A Muina, diceva mia nonna, è buona guerra. E beh certo, perché il caos, la confusione, la muina, la baraonda spesso generano litigi e i litigi possono degenerare in una guerra. A proposito di Ammuina, siamo nella via più popolosa della città di Napoli, siamo a via Toledo, una via che è sempre stata estremamente animata. Basti dire che finanche Stendhal a inizio Ottocento la definiva la via più popolosa e gaia di Europa. D'altronde Napoli è sempre stata una città ammuinata e caotica per eccellenza. Basti dire che fino ai secoli addietro le persone che venivano dai casali intorno a Napoli, dalla provincia, erano talmente terrorizzate dal perdersi all'interno del centro storico che si raccontava si tenessero fra di loro con una fune. Tant'è vero quindi quelli che venivano dalla provincia erano Kill Cafun e Cafuna, ma questo è un aneddoto delizioso per spiegare l'origine della parola cafone. Sulla muina del Regno di Napoli è venuto però il momento di sbugiardare un falso storico. Sì, sono decenni, fin dall'indomani dell'invasione garibaldina e della cosiddetta Unità d'Italia, che nel Regno di Napoli gira una pergamena con tanto di timbro borbonico, secondo la quale nella Reggia Marina borbonica esisteva un regolamento veramente singolare. All'articolo 27, ma è tutto un falso, sarebbe esistita una norma che diceva facita muina. Il testo diceva all'ordine facita a muine chi sta a prora va a poppa, chi sta a poppa va a prora, chi sta in coppa va sotto, chi sta a sinistra va a destra e chi non tiene niente fa s'arromena a caia là. Ora è più che evidente che un articolo del genere non sarebbe mai potuto esistere in nessuna e meno che mai in una delle marine più importanti dell'Europa intera. Eppure sapete, insomma, le bugie poi cominciano a girare, girano i falsi fogli e sono decenni che una serie di studiosi, anche seri, mi scrivono dicendo professore, ha notizie dell'articolo 27 facita a muina. Tutto questo perché all'indomani della cosiddetta Unità d'Italia cominciò un'opera sistematica di demolizione della figura della dinastia Borbone. Anzitutto ci fu una damnatio memoria, quindi anche in termini toponomastici furono cancellate tutte le strade. Oggi a Napoli non abbiamo una strada, una piazza, un vicariel che ricordi Ferdinando I Borbone, Ferdinando II, quello della prima ferrovia, Maria Carolina o Maria Sofia di Wittelsbach. Nessuno membro della famiglia Borbone oggi è celebrato, ma non solo, girarono falsi storici come questo della falsa pergamena. Si raccontava addirittura che i membri dell'esercito Borbone non riconoscessero la scarpa destra dalla scarpa sinistra e allora decisero di mettere una nocca sulla scarpa destra, per cui l'ordine era canocco senza nocca, insomma tutti falsi. Girarono foto false addirittura su Maria Sofia di Wittelsbach che veniva riprodotta nuda. Il nostro Francesco II, l'ultimo re di Napoli, venne addirittura appellato con un nomignolo orribile che era Francischiello. L'esercito Francischiello ancora oggi è considerato un gruppo male organizzato, male in arme, cioè addirittura mi pare proprio l'esercito Francischiello o più bunariel della Valle di Oscartiel. Insomma è successa a Muina, è successa a Disturbate, uno stunamento, una Babilonia, una commedia, sta succedendo di tutto. Mo sento Piede Rotto, mo sento Mondo Vergine, qui il riferimento semantico è alla confusione che si generava nella festa di Montevergine o la festa di Piedigrotta. Ma uno dei riferimenti più nobili storicamente alla confusione è quella mo faccio succedere 48, è successo 48. Qui il riferimento storico è al 1848 e a tutte le rivoluzioni che si generarono quell'anno per richiedere appunto interventi costituzionali. E anche Ferdinando II concesse la Costituzione nel 1848, ma alla prima riunione del Parlamento napoletano, quel famoso 15 maggio 1848, Ferdinando ritirò la Costituzione, proclamò lo stato d'assedio e qui ci furono sulla via Toledo le barricate e succedette o 48.